Ben ritrovati in diretta nella mattinata di Radio.0. Anche oggi è tempo di andare in giardino e di sentire il profumo delle rose. Questo è il periodo migliore proprio per le rose, è all'interno dei roseti, e con noi c'è Manuela di Gardenanna. Allora, ben ritrovata Manuela, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Come hai detto tu, maggio, a parte essere il mese della primavera, è anche il mese della rosa. Chi prima, chi dopo, tutte, bene o male, cominciano a fiorire oppure sono in fioritura da inizio maggio fino a tutto giugno, quelle che fanno una fioritura sola. E ci sono le rifiorenti che fioriscono tutta l'estate. Ma andiamo a vederle un attimo nel dettaglio. Abbiamo la rosa tappezzante, paesaggistica, quindi 40-50 centimetri di altezza, che può fare anche fino a 1 metro quadro. Abbiamo le rose a cespuglio, che si dividono in rose antiche, che sono quelle profumate, profumatissime, specialmente dopo le piogge. Il profumo va sentito dopo la pioggia, quindi quando la polvere si lava via dai fiori e i primi raggi solari vengono ad accarezzare i loro petali. Dopodiché abbiamo le rose, dicevo sì, a cespuglio, 70-80 centimetri fino ad arrivare al metro e mezzo, e abbiamo le rose rampicanti che vanno anche ad un'altezza di 2 metri e mezzo, bianche, rosse, gialle, rosate di tutti i colori, anche di varie sfumature, a fiore singolo o a fiore pieno. C'è la rosa gialla, quella senza spine, molto conosciuta e molto amata proprio perché non ti pungi quando vai a raccoglierle, che sono delle rose rampicanti che raggiungono altezze veramente consistenti. Il mese giusto per andare a trapiantarle e a concimarle è il mese di aprile, di marzo-aprile, scusatemi. Andranno travasate quando comprate in un bel terriccio morbido, ben concimato. Qua vi consiglio sempre di usare un concime per le rose specifico, anche perché è ricco di micro e macro elementi, proprio per loro, per la fioritura, per far sì che la rosa poi a maggio risplenda in tutto il suo colore. Abbiamo poi le cosiddette rose antiche, come dicevo prima, che profumano, e profumano anche le rose belle colorate e striate. Abbiamo la rosa tappezzante che sono quelle che di solito le mettono nelle aiuole comunali. Il perché? Perché sono rifiorenti, resistono tantissimo alle intemperie, quindi d'estate al caldo, d'inverno al freddo, e sono molto cespugliose. Come vedete fanno le fioriture a grappolo. Prima andrà in fioritura il centrale, dopodiché tutti quelli laterali. Una volta il fiore è sfiorito, il fiore va tolto, anche per non togliere alla pianta il nutrimento, perché sennò il fiore sfiorito va insieme. Dopodiché, a parte tirare via i fiori sfioriti man mano, la potatura principale della rosa viene fatta a febbraio-marzo. Cosa facciamo? Non facciamo niente di particolare. Tiriamo via il centro, quindi apriamo sempre la chioma delle rose per aprire. Cosa intendo? Se nel centro della rosa ci sono tanti rami, andiamo a sfoltire, ad aprire in questo senso, così che ci sia una bella larghezza tra i due rami, così anche tutte le malattie, specialmente in primavera, come quest'anno che abbiamo delle giornate calde, delle giornate uggiose, non andranno ad intaccare le nostre piante. Se ciò succedesse, dobbiamo trattarle. Di solito si fa il trattamento sulla rosa d'inverno con il verde rame, così è bella protetta.
In stagione, se serve, specialmente, ripeto, quando sono queste giornate così, freddo, caldo, pioggia e sole, il mal bianco, ovvero la patina bianca sulla foglia, arriva. Non c'è nessun problema. Come si parlava sull'orto, il pomodoro va trattato col verde rame, si trattano anche le rose, o come va trattata anche l'uva. È molto noto che in Friuli, specialmente sui vigneti importanti, all'inizio e alla fine del vigneto si piantano le rose. Perché? Perché il mal bianco attaccherà sempre prima la rosa, perché è meno potente, prima di andare ad intaccare la vite. Ciò ci permette, uno, di andare a controllare la malattia, in più di avere dei vigneti fioriti in stagione estiva. Abbiamo il concime, come dicevo prima, il concime per le rose deve essere quello e solo quello, quindi la miglior cosa che potrete dare alla pianta è un concime specifico per la rosa, o liquido o granulare. Il granulare gli va dato inizio stagione, quindi febbraio-marzo, il liquido ogni tanto anche durante la stagione, maggio-giugno. Evitiamo, come sempre, come con le piante da balcone, di concimare le rose nel periodo più caldo, quindi ad agosto, per poi riprendere in autunno la concimazione. Le rose sono a foglia caduca, quindi d'inverno la chioma, le foglie cadono, rimangono i rami poi, come abbiamo detto, febbraio-marzo zampotati. È una cosa un po' fuori dallo schema, però più marzo che febbraio, anche perché specialmente nelle nostre regioni l'ultimo colpo di coda a marzo, la brinata arriva, e se noi andiamo a potare le rose troppo presto, avranno già le gemme e le gemme ne soffriranno del freddo. Quindi marzo, verso il 15, verso metà marzo, da quando poi le giornate si allungano, le nottate sono più calde, è anche il tempo per potare le rose. Fatta la potatura si rifà, se serve, il verde rame, dopodiché la stagione inizia. Abbiamo nei negozi, trovate anche le rose recise, una piccola accortezza per loro: quando vi portano a casa un bel mazzo di rose, il gambo della rosa non deve mai essere tagliato dritto, il gambo si taglia sempre per traverso, perché così consente al ramo di assorbire più acqua possibile. La qualità della rosa recisa si controlla dal fiore. Il fiore è bello solido, vuol dire che la pianta è fresca. Calcolate che queste rose, comunque tutte le rose, ci sono pochissimi produttori di rose recise in Italia, sono provenienti dall'Olanda e dall'Ecuador, quindi si fanno già di per sé un bel viaggio. Per averle più fresche più tempo possibile anche in casa, ogni 2 giorni tagliate il gambo sempre di sbiego. Quando abbiamo poi in stagione un'abbondanza di petali di rose, peccato toglierli dalla pianta, però ogni tanto dobbiamo anche coccolarci. Possiamo produrci in casa l'acqua di rose, che è un tonico per la pelle, lenitivo e rinfrescante. Cosa ci occorre? Ci occorre mezzo litro di acqua distillata e una tazzina di petali di rosa. I petali di rosa li pian piano togliamo dal fiore, li laviamo, facciamo bollire le 2 tazze di acqua distillata e la versiamo sopra i petali. Filtriamo l'acqua la chiudiamo in un barattolo o in una bottiglia ben sigillata e usiamo quell'acqua lì, l'acqua di rose, per pulirci la pelle. È una delle tante ricette. Sapete benissimo che i profumi, ci sono aziende di profumo che estraggono il profumo dalle rose, ci sono pasticcerie che usano i petali delle rose come ingredienti quindi la rosa, a parte in giardino, viene usata anche tanto in cucina e in cosmetica. Possiamo fare essiccare i petali e farci delle tisane d'inverno. Quando abbiamo quelle giornate fredde, il profumo del tè caldo, del tè alla rosa, ci ricorderà la primavera.
a parte il mal bianco, che può essere una malattia abbastanza brutta e da debellare per le rose, in stagione arriveranno sicuramente i pidotti, gli affidi, ma quelli con un buon insetticida li leviamo subito. Stiamo solamente attenti che non ne arrivino troppi, nel senso, quando se vediamo delle rose che hanno il bocciolo completamente foderato di affidi, dobbiamo andare subito a fargli un trattamento, anche perché loro, pungendo, possono rovinarci il bocciolo. Volevo dirvi eccola qua, ancora una cosa sulle famose rose per le aiuole, le knockout, che sono quelle a fiore singolo, molto resistenti alle intemperie, al caldo, come dicevo prima, al freddo d'inverno, hanno foglie leggermente più piccole, i fiori sono a grappolo, quindi per chi ha un'aiuola esposta al sole, esposta anche al calore delle strade, sono quelle più indicate. Bene, Manuela. È un viaggio... Sì, vai pure. Questa è una parte mia, è un po' quello che volevo dirvi sulle rose. Se poi avete piacere, ne possiamo parlare qua da noi a Mariano. Esatto, perché Manuela vi aspetta con questo e tanti altri consigli. E se vi siete persi qualcuna delle puntate insieme a Gardenan, abbiamo parlato davvero un po' di tutto quello che può essere utile per l'orto e per il giardino. Vi ricordo che sul nostro canale YouTube trovate tutte le puntate fatte finora, oltre che sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito radio.0.it. Sono i consigli preziosi che abbiamo raccolto di Manuela, quindi un primo approccio alla cura del giardino e dell'orto, e poi naturalmente Manuela vi aspetta per consigliarvi su quelli che possono essere i migliori acquisti o quello che vi può servire per la cura o la pianta migliore appunto da portare nel vostro giardino, terrazzo, orto, o anche come oggi come mantenere e coltivare le vostre meravigliose rose. Grazie Manuela e buon lavoro! Grazie a voi, vi saluto, vi ridico i nostri orari, che sono da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. E vi aspettiamo anche con le rose. Benissimo, grazie, vi lasciamo con questo profumo di rose alla prossima settimana. Ciao Manuela. Ciao.